I 136 progetti sottoposti alla cabina di regia ligure del Recovery Fund sono caratterizzati da un denominatore comune. Devono essere tutte progettualità di area vasta. È inutile immaginare di trovare soddisfazione in questo genere di progetto per iniziative di tipo comunale e di tipo modesto, non tanto per l'importanza, per carità, quanto per la territorialità. I piani sono stati suddivisi in 6 cluster corrispondenti ad altrettante categorie. Quella che ha il maggior numero di richieste, 55, è l'area relativa alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. Puntano su regimazione di acque, puntano su sostenibilità ambientale, puntano su un entroterra che deve essere per forza migliorato, per esempio con una metanizzazione che a oggi è ancora molto carente. 39 le richieste che riguardano opere destinate a migliorare le infrastrutture e la mobilità, tra questi alcuni progetti di antica memoria ritenuti strategici perché la regione non rischi l'isolamento. Dalla Pontremolese al tunnel della Fontana Buona, dalla Armo Cantarana fino all'Albenga Carcare Predosa. Un settore di sviluppo importante è rappresentato dalla digitalizzazione, strumento di rilancio soprattutto per le aree dell'entroterra. La banda ultralarga, se ne è parlato tanto, ma non ci siamo, i cantieri sono terribilmente indietro e questo non è più accettabile. In attesa di definire i progetti sulla salute per i quali è attesa l'indicazione del governo, le proposte saranno vagliate dalla cabina di regia. Ci sono dei criteri che tengono conto sia della definizione progettuale, sia dell'importanza territoriale e sia della condizione di eventuale già ricevuta finanziamento parziale o totale, cioè questi progetti dovrebbero essere vergini da un punto di vista di finanziamenti ricevuti.